Giovedì 9 febbraio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. E diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle due prime pagine dei quotidiani bellunesi. Incominciamo con il Gazzettino di Belluno, notizia in primo piano riferita alla manifestazione che si è svolta nella giornata di ieri a Longarone. Safilo, solo bugie ai lavoratori. Enorme risposta alla manifestazione in difesa della sede di Longarone, dove rischiano di perdere il posto 472 persone in 2000 dallo stabilimento alla statale, che è stata bloccata. Alla testa del corteo molti sindaci e il vescovo della diocesi di Belluno Feltre, Renato Marangoni. Circa 2000 persone ieri hanno dato vita a una protesta quasi epica per la provincia di Belluno per dire no alla chiusura della Safilo di Longarone, definita la Ferrari dell'occhialeria. 8 ore di sciopero per tutti gli stabilimenti veneti di Safilo e una manifestazione che ha visto anche la partecipazione in prima fila di numerosi sindaci e del vescovo Renato Marangoni. C'era anche una rappresentanza sindacale della Luxottica a sottolineare che l'unità è sempre la salvezza. Padrin, presidente della provincia e sindaco di Longarone, oggi offrirà uno spazio a una delegazione di lavoratori a Casa Sanremo. E la foto di copertina riguarda sempre appunto lo sciopero che si è svolto nella giornata di ieri a Longarone. Tanta gente, molte voci e la fantasia disperata nel racconto delle crisi. Ecco un manifesto appeso ieri: i nostri nonni hanno dato la vita per costruire un futuro che i nostri figli non conosceranno mai. Ovviamente la risposta. La rabbia, il fatturato a più 12% per Noi Zero Margini. Con 472 famiglie a casa si distrugge un territorio, poi scopriamo che il fatturato vola a più 12%. Io sapevo che le aziende chiudevano in perdita, qui invece con un più 12% non c'è margine. Chiaro che i dividendi se li spartiscono in Olanda, duri gli attacchi arrivati dai lavoratori. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: usò i soldi della figlia cieca, l'accusa chiede 6 anni. Pedavena assolto per le molestie alla vicina, ma l'appello condanna l'82enne. Ancora dalla prima pagina altri richiami: Belluno, droga in centro, coinvolti minorenni. Sono il Parco Città di Bologna e i Giardini della Stazione i luoghi scelti dai giovani per fare uso di droga. Lo dimostrano i controlli straordinari della Questura, che hanno sequestrato diverse sostanze e segnalato alcuni ragazzi. Pieve, Ponte di Cadore, entro aprile in arrivo l'autovelox. Per quanto riguarda lo sport, mondiali biathlon, straordinario argento per la staffetta di Lisa Vittozzi. Musica, Claudio Baglioni a Belluno con una data a sorpresa. E ancora dallo sport, hockey su ghiaccio, il sogno scudetto continua. Stasera a Cortina, Underland. Dopo la vittoria sul Merano si resta all'Olimpico oggi e sabato, iniziando da una sfida che vede ancora l'Afro favorita sugli ospiti. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In primo piano ovviamente la manifestazione che si è svolta nella giornata di ieri a Longarone. Foto a piena pagina accompagnata da questo titolo: Safilo in 2000 al corteo di protesta invasa l'Alemagna. Assieme a tanta rabbia, in 2000 in corteo, sfidando temperature polari e vento gelido per manifestare contro la paventata chiusura dello stabilimento Safilo di Longarone. E si parla sempre di sociale nella prima pagina del Corriere delle Alpi: l'emergenza sociale, condomini Ater, maxi bollette e famiglie in crisi, aumenti fino al 70% per le spese relative a luce e riscaldamento. La presidente Rento: senza una soluzione molti rischiano lo sfratto. Spese condominiali lievitate del 70%, inquilini sempre più in difficoltà. In questi giorni Ater ha chiuso i bandi di dicembre 2022 con 318 nuove domande di alloggi, ma la notizia peggiore è arrivata dai preventivi di bilancio inviati dagli amministratori dei condomini. Le spese sono aumentate del 70%, spiega Elenia Rento, presidente Ater Belluno, e le famiglie sono già in difficoltà perché le spese si pagano a rate sul preventivo. Nelle case dell'Ater vivono persone con fragilità importanti e ci stanno già dicendo che non ce la fanno e che devono scegliere a quale bene primario rinunciare: fare la spesa o pagare le bollette.
Sport invernali, mondiali, magia di Marta Bassino, trionfo in Super G, biathlon l'Italia di Lisa Vittozzi, argento ridato. Altri richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, Feltre, centro riaperto, ora il problema è la sosta caotica in cittadella, traffico disciplinato in centro ma sosta selvaggia in cittadella e il bilancio a 3 mesi dalla riapertura alle macchine. Sedico, bomba a mano nascosta in casa, arrestato un anziano, bomba a mano in casa è saltata fuori durante una perquisizione a Sedico ed è costata l'arresto a un 77enne del posto. Belluno, prof nei guai, la studentessa lo accusa di violenza, professore di educazione fisica accusato di violenza sessuale da una studentessa che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. E ancora cima banche al gelo, ma 30 anni fa arriviamo a meno 40 gradi. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno, come sempre diamo spazio alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, la destra contro Sanremo, la nostra Costituzione non si difende dall'Ariston, l'attacco di Salvini a Mattarella, anche lui deve potersi svagare. Nel mirino finisce anche Paola Egonu, Antoniazzi, deputato di Fratelli d'Italia, interviene sul monologo di Benigni, solo uno show non è giustizia. Ma andiamo avanti con le notizie che riguardano fatti molto più importanti. Zelensky, l'europeo, vola a Londra che gli promette i jet, poi a Parigi incontra Macron e Scholz, oggi sarà al vertice UE, ma su armi e adesione rischia di rimanere deluso. Sempre in merito all'invasione dell'Ucraina, Meloni, presidente del Consiglio italiano, esclusa dalla cena all'Eliseo, l'ennesimo sgarbo di Macron, l'entourage della Premier punta il dito contro Parigi, ma cresce il timore di essere isolati. Il PD sottolinea il confronto con Draghi che invece c'era, anche su Kiev siamo ai margini. Pesa anche il ritardo sul nuovo decreto armi rinviato di settimana in settimana. L'attualità, il terremoto che ha coinvolto Turchia e Siria, sopravvissuti Ada, 3 anni è morta vicino alla madre, Marve e Ongun, unici vivi del loro edificio, Kahramanmaraş è quasi rasa al suolo, avevamo chiesto di non costruire così. Alcune immagini appunto dell'immane terremoto e anche dei salvataggi che comunque ci sono stati. 12.000 sono i morti del terremoto tra Turchia e Siria, oltre 50.000 i feriti. Stop a Twitter e fermi la censura di Erdogan, in difficoltà sui soccorsi, il presidente Adatay, ci sono stati problemi. E sempre per quanto riguarda il terremoto tra Turchia e Siria, ancora nessuna traccia del tecnico di Maerne, il Veneto hotel ridotto in macerie, ore di apprensione per i familiari e i conoscenti di Angelo Zene in Turchia per lavoro. Si trovava nel distretto orafo di Kahramanmaraş, il suo albergo non esiste più. Vediamo appunto uno scatto dell'albergo dove era ospite il tecnico di Maerne e come si è stato ridotto lo stesso albergo dopo l'immane terremoto. Fatti di cronaca dopo la violenza di Grillo e amici, Silvia non è più lei, processo per lo stupro depongono i genitori della ragazza milanese, ma continuiamo con le notizie che riguardano in questo caso il nord-est. Ecco le 10 prove contro una bomber, da peli e nastro isolante a scatolette di sgombro e una bottiglia di Coca-Cola, 11 indagati e tanti casi già in prescrizione. Fuochi d'artificio per i Donadio, notizia che riguarda sempre il Veneto, uno show nel cielo di via Sarpi martedì sera per la scarcerazione di padre e figlio dopo 4 anni. Indagini dei carabinieri, Luciano in piazza, sono tornato a casa e mi sento tranquillo. Ancora dal Veneto, politica, i congressi provinciali, Lega, domenica si riaccende la guerra tra le correnti. A Treviso i contendenti sono Barbisan, Dussine e Coine che potrebbe ritirarsi. Domenica 26 il confronto si concluderà a Vicenza e Venezia senza Tomaello. Ancora dal Veneto, piscine Profondo Rosso, tante strutture chiuse e altre con orari ridotti. Se ne è parlato in commissione consigliare. Multiutility, economia veneta, Hera scommette sul nord-est 960 milioni di investimenti. E continuiamo invece con le notizie che riguardano la nostra provincia, la provincia di Belluno, pagina 14, Longarone, lo stabilimento a rischio, Safilo, il giorno della protesta, il corteo dei 2000 invade l'Alemagna. Grande partecipazione di lavoratori alla manifestazione, i sindacati, ora vogliamo delle risposte dalla proprietà. Ansia e tanta rabbia in 2000 in corteo, sfidando temperature polari e vento gelido per manifestare contro la paventata chiusura dello stabilimento Safilo di Longarone.
In testa gli amministratori locali e il vescovo Marangoni, bloccata per quasi un'ora la statale 51, i numeri della manifestazione, adesione allo sciopero alta anche a Venezia e Padova, hanno superato ogni più rosea aspettativa. Registriamo una grande risposta da parte di sindacati e lavoratori, ha commentato Gianpietro Gregnanin dell'Ultec Veneto. Attendiamo una risposta esauriente dall'azienda e dai tavoli in regione e al Ministero. Non molleremo finché non avremo dei risultati. Oltre ai colleghi veneti, presenti delegazioni di altre occhialerie e del metalmeccanico. I sindaci uniti per salvare il sito, a rischio l'intero territorio, alla mobilitazione presenti anche i primi cittadini di Claute e Cimolais. Belluno assente, il capoluogo non doveva mancare, tuona Bettiol. Avanti a oltranza, noi non molliamo. Altro approfondimento del Corriere delle Alpi riferito alla manifestazione tenutasi nella giornata di ieri a Longarone. Tra i dipendenti del gruppo Safilo c'è ansia ma anche tanta rabbia. Hanno mandato i liquidatori per chiuderci, ci hanno preso in giro. C'è rabbia ma anche voglia di riscatto e speranza tra i lavoratori del gruppo Safilo. Da Longarone a Padova fino a Santa Maria di Sala la paura di chiusure è più che mai viva ed è per questo che i dipendenti chiedono aiuto alla politica. Solo lei infatti può risolvere questa vicenda e soprattutto salvaguardare i posti di lavoro e la produzione industriale. Passiamo a pagina 16, meteo. Cima Banche si risveglia in Siberia, ma 30 anni fa faceva anche meno 40 gradi. Serena Snyder dello chalet sopra Cortina: vivo qui da sempre, ormai basta una giacca robusta. E adesso la notizia che abbiamo trovato sempre nella prima pagina del Corriere delle Alpi: spese condominiali aumentate del 70%, Ater, gli inquilini sono in difficoltà. Rento, la presidente di Ater Belluno: tante famiglie non riescono a pagare le rate, crescono le emergenze abitative, rinunce quasi azzerate. Spese condominiali lievitate del 70%, inquilini sempre più in difficoltà, c'è grande preoccupazione in Ater per l'aggravarsi del contesto sociale di cui opera, situazione che sta affrontando con ogni mezzo per aiutare i suoi inquilini e per espandere l'offerta di alloggi. A fare il punto è la presidente di Ater Belluno, Ilenia Rento, insieme al direttore Alberto Pinto. In questi giorni Ater ha chiuso i bandi di dicembre 2022 con 318 nuove domande di alloggi, un numero parziale perché mancano ancora quelle di Feltre e alcuni comuni non hanno fatto il bando. Nel 2021 furono 281, ma sempre con bandi parziali. Succede tutti gli anni, spiega la presidente Rento, quindi è difficile fare un paragone, ma in media siamo a 350-400 domande all'anno. Se la domanda appare stabile, tuttavia i segnali di un aggravamento della situazione sono chiari. Le richieste si concentrano tra Belluno e Feltre, qui gli interventi principali entro l'anno: pronti nuovi alloggi nelle città appena citate. Comunità energetica green, APA muove i primi passi, l'accordo con Regal Grid Europe, mercoledì un incontro per far conoscere alle imprese associate il sistema di risparmio. Continuiamo con pagina 18, salute, l'ILT, 2 casi in eredità, l'associazione si regala alla nuova sede. Dopo la vendita ha acquistato un trilocale al centro Millennium, la presidente Dalmas: aumenteremo l'offerta di servizi. L'avventura direzione Aconcagua, Lazzaro e Triches oggi iniziano a pedalare. Passiamo a pagina 19, fatto di cronaca giudiziaria, palpeggiamenti, prof di ginnastica a processo. Ad accusarlo di violenza sessuale è una studentessa che all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto 18 anni. Altri fatti di cronaca giudiziaria: intascò i soldi della figlia cieca, rischia 6 anni. Il papà era stato nominato amministratore di sostegno e si sarebbe impossessato della somma di 100.000 euro per finanziare le sue attività. Notizia di spalle: controlli della polizia alla guida dell'auto della mamma ma senza la patente, multa salatissima. Pagina 20, l'iniziativa Coltivare legami di comunità, serra e orti sociali per i fragili. Il CEIS lancia il progetto Fonte Viva, sostenuto da Intesa San Paolo e CESVI. Si punta a creare luoghi di incontro e inclusione in località Crede e a Castion. Manutenzioni che riguardano il capoluogo, ripulito un tombotto a Bolzano Bellunese, la pioggia non fa più paura. Andiamo avanti con le notizie che riguardano il territorio bellunese, siamo a pagina 21, Feltre, 3 mesi di centro aperto alle auto, il vero nodo adesso è la cittadella. Sosta selvaggia in piazzetta Trento e Trieste, quando i vigili non ci sono, Curto manca il rispetto. Ipotesi autovelox sulla provinciale tra Foene e Villabruna, dove si corre troppo. E sempre per quanto riguarda Feltre, altre 2 notizie. Al campus parlare in pubblico, c'è il corso per i giovani. Ancora Feltre, firme in municipio per i progetti di legge. È aperta in comune la raccolta firme per la richiesta di 2 progetti di legge di iniziativa popolare: principi e disposizioni per la riforma della finanza pubblica locale e principi e disposizioni per la tutela del risparmio e per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti.
Le iniziative feltrine, carnevale con giocolieri e scultori, slitta il ritorno dei carri mascherati. Martedì grasso con festa per i bimbi e volti lignei in mostra. Il sindaco Fusaro, proposte che valorizzano la città. 10 giorni fa ero lì pure io, dolore di Safaye per la Siria, l'ex commerciante originario di Aleppo è rientrato da poco a Feltre, mio fratello ha contato almeno 300 scosse di terremoto. Sanità feltrina, robot per la chirurgia, l'USL ha sul tavolo tre proposte di acquisto. Rimaniamo nel feltrino, Lamon, lupo e allevatori di pecore, Lamon cerca una convivenza, il parco mette a confronto popolazione ed esperti in un incontro al centro Amo, il sindaco Macagnan serve coniugare grandi predatori ed economia montana. Querovas, disgaggi sulla strada provinciale numero 1 bis, semaforo fino ad aprile. Santa Giustina, Minella, faremo il possibile per l'elementare di Meano. La dichiarazione del primo cittadino del comune di Santa Giustina. All'anno il comune investe nei libri e nella cultura. Fatti che riguardano Sedico, che hanno avuto un richiamo nella prima pagina di questa edizione del Corriere delle Alpi. Bomba a mano in casa, arrestato un anziano. È indagato per detenzione di armi da guerra, la perquisizione dei carabinieri dopo una denuncia per maltrattamenti. Ed ecco la bomba che è stata trovata in casa di questo anziano del comune di Sedico. Parliamo di una bomba a mano. Ancora Sedico, la polemica, Sedico servizi in rosso senza i pasti Luxottica. Alessandro Buzzati contesta la manovra di bilancio, tariffe aumentate nonostante il calo delle bollette. Borgo Valbelluna, profughi ucraini, il comune continua a offrire supporto, come si può vedere in questo scatto che rappresenta un manifesto posizionato all'ingresso di Borgo Valbelluna con una scritta in ucraino e l'altra in italiano che significa benvenuti. Longarone, sei bella e allunga le mani, la collega di lavoro denuncia. Operaio finisce a processo per violenza sessuale durante un turno in azienda. La donna si è costituita a parte civile e potrà chiedere il risarcimento dei danni. Notizia di spalle, iscritti in calo, tempo pieno solo a Col di Cognana, notizia che riguarda il comune di Ponte nelle Alpi. Per quanto riguarda l'Alpago, palestra all'aperto sulle rive del lago. È una delle iniziative allo studio per migliorare l'accoglienza in vista della prossima estate, ma si potenzierà anche l'intera zona del Dolana. Longarone Castellavazzo Ospitale, sezione donatori sangue, assemblea domenica 26 febbraio. Erto e Casso, almeno fino al 30 aprile, Val Zemola resta chiusa la strada turistica. Passiamo alle notizie che riguardano Lagordino, Valle Imperina, va in gestione anche l'ex centro visitatori. Il presidente del parco lo inserirà nel bando che è ormai prossimo all'uscita. Manca qualche lavoro per il completo recupero del sito, ma è roba di pochi giorni. Notizia di spalle di cui se ne è parlato nella giornata di ieri, canale d'Agordo è morto il cavallo scivolato nell'Eliera. Il cavallo non ce l'ha fatta, l'esemplare femmina scivolato martedì nell'Eliera e salvato dai vigili del fuoco di Agordo e da un veterinario è morto nella notte. Troppo pesante l'ipotermia sofferta nelle acque gelide del torrente nella zona di Pian de Sabbion. Torna il ballo di San Valentino con carfogni e gelato artigianale. La famiglia agordina ex emigranti dà appuntamento a sabato al Noffilo di Cencenighe, anche la possibilità di tesserarsi per il 2023. L'Alpino al Zoldano spegne le prime 30 candeline, da sempre curato da Michelangelo Corazza, notiziario che riguarda la Val di Zoldo. Cortina, pagina 27, verso il 2026, pressing ambientalisti sui giochi, no al bob e maggiore sostenibilità. Cipras sostiene la staffetta delle Alpi e torna a chiedere Olimpiadi trasparenti e responsabili. Pieve di Cadore, consorzio turistico, università, un patto per formare gli addetti del futuro. Il presidente Trevisan, anche in vista dei Giochi Olimpici, l'ospitalità non potrà più essere di prossimità come oggi. Cortina, snowboard cross paralimpico, primo test per l'accoglienza e ancora un cuore comegliano per la Carnia Arena che cambierà pelle. A El Forni a Voltri, un centro biathlon al top. Il progetto è di Michele Festini e Marco Pais. Dalla rubrica Cultura e Società, il saggio, intrighe, misteri e verità mai credute, indagine su Casanova e le sue memorie. Continuiamo con la rubrica Giorno e Notte, Claudio Baglioni sul palco del Comunale, il tour dei record il 10 marzo a Belluno. Biglietti già in vendita per il concerto 12 note solo bis, il cantautore ha un forte legame con Agordo. Dallo sport bellunese, calcio di eccellenza, l'Imana Cavarzano brilla in notturna con Ivo Bez, Band, Rigore e Fiabane. Successo importantissimo sul San Donà che riapre la partita solamente a tempo quasi scaduto. Hockey alle 20.30 all'Olimpico, siamo a Cortina, secondo round per il Cortina, traversa, scudetto possibile. Dopo il successo di martedì con il Merano arrivano gli Unterland Cavaliers, abbiamo le carte in regola per il titolo, serve concentrazione ad ogni campo.
Calcio a 5 Serie B, sabato alle 16 arriva l'Isola, canottieri playoff più vicini, l'alternanza dei portieri un nostro punto di forza. Pallavolo Santa Giustina ancora al top, buon weekend della DRLL e ancora i mondiali di biathlon, Lisa Vitozzi super l'Italia ed argento, solo la Norvegia supera gli azzurri. Dorotea Vierer, Didier Bionazza e Tommaso Giacomel completano la straordinaria giornata nella staffetta ridata ed ecco alcuni scatti della vittoria. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, sereno o poco nuvoloso per passaggio di velature, specie dalle ore pomeridiane, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.